Credo venga facile anche a Bobo Bussa parlare di agricoltura e di agroalimentare, non fosse altro perché ha un modello personale da riproporre poi in quello che è il programma di governo dell'IRS per la provincia di Nuoro. L'errore che si fa spesso in Sardegna è di pensare che noi si possa vivere di agricoltura esportando prodotti nostri di qualità, di nicchia fuori. È un errore grave perché pensando alle esportazioni ci dimentichiamo del mercato interno. E il mercato interno oggi in Sardegna di prodotti agroalimentari vale oltre l'80%. Significa che se noi mettiamo in condizione i giovani di occupare le campagne e di lavorare in campagna, noi creiamo veramente occupazione, creiamo produzione. Il problema qual è? Il problema è che servono politiche per incentivare i giovani a entrare in agricoltura. Come si possono incentivare i giovani? Si possono incentivare ad esempio ipotizzando, come abbiamo ipotizzato noi, un fondo prestiti provinciale tramite degli accordi anche con le banche che serva a finanziare le iniziative dei giovani che vogliono intraprendere in agricoltura, perché oggi il problema dell'accesso al credito è molto sentito in questo senso. E allora garantire dei prestiti a lungo termine, non a fondo perduto, dei prestiti che devono essere restituiti. Mettiamo sicuramente a sistema tutta una serie di idee, di iniziative che i giovani nel nostro territorio hanno, perché c'è ancora un sacco di gente in Sardegna che ha il coraggio di investire. Io penso solo a tutti gli imprenditori, a tutti i piccoli artigiani, i piccoli commercianti che ancora tutti i giorni hanno il coraggio di aprire la serranda nonostante ci sia una pressione fiscale incredibile, nonostante ci sia una crisi imperante in tutti i settori. Allora questo coraggio va stimolato, va aiutato e noi lavoreremo sicuramente per questo, senza dimenticare poi le fasce più deboli della società, perché oltre al problema dei giovani abbiamo il problema degli anziani, spesso non se ne parla, abbiamo degli anziani spesso abbandonati, abbiamo dovuto ricorrere in Sardegna a interventi di giovani donne da altre nazioni per dare attenzione ai nostri vecchi. Non succedeva mai nella nostra cultura che nessuno fosse lasciato indietro, tantomeno gli anziani. Allora dobbiamo intervenire per i giovani, ma per tutta la società e con interventi vigorosi, seri, efficaci, non come quelli che sono stati fatti fino ad ora dal centro-destra e dal centro-sinistra, che sono stati totalmente inefficaci e ci hanno portato alla situazione che conosciamo. Grazie a Bussa elettorale, quindi in un momento sospetto ha preso clamorose iniziative di protesta nei confronti di alcune attività, per esempio di produzione di energia, anche se va riconosciuto che l'IRS porta avanti queste battaglie costantemente, magari un po' di più in questo periodo. Che idea vi siete fatti del futuro industriale, del futuro della produzione di energia nei territori del Nuorese, straordinari e strategici dal punto di vista ambientale, ma nei quali forse l'industria vuole continuare a vivere, lo chiedono i sindacati, lo chiedono gli operai? Intanto c'è da dire che le nostre iniziative sono iniziative di proposta, non di protesta, perché dietro a ogni iniziativa c'è sempre un documento al quale lavorano diversi giovani che abbiamo dentro il movimento che producono documenti, producono progetti realmente credibili. Il problema dell'energia in Sardegna è questo, che noi paghiamo un megawattora a circa 90 euro, mentre in Italia lo pagano 45 euro e in Europa lo pagano 30 euro. In queste condizioni è totalmente inutile parlare di industria. Soprattutto per il territorio del Nuorese è inutile parlare di industria chimica pesante come quella che si sta facendo, perché è un tipo di industria che deve importare la materia prima da lavorare da fuori e abbiamo una rete di infrastrutture che non ci permette di fare questo in modo competitivo. Detto ciò, bisogna prendere atto di questo fatto e bisogna pensare a una riconversione. La riconversione passa attraverso la valorizzazione delle nostre materie prime, e ne abbiamo. Abbiamo materie prime in Sardegna che vengono esportate a Pinerolo e a Sassuolo, per fare giusto due esempi. Materie prime che potrebbero fermarsi da Orani a Ottana e essere lavorate a Ottana e produrre i prodotti finiti a Ottana. Cioè riconvertire significa questo, che passiamo da una situazione di chimica pesante a una situazione di industria più leggera, con più attenzione per la salute degli operai, perché poi sono loro che ci lavorano e sono le loro famiglie che poi pagano i danni dovuti all'inquinamento, quindi un'industria più sostenibile. E a questo si collega anche l'esperienza dei giovani laureati in scienze ambientali e in scienze forestali che possono lavorare per il risanamento ambientale delle cave, ad esempio. Insomma, questi sono tutti processi virtuosi che poi portano il lavoro e sono tutti legati all'energia e all'industria. Quindi riconversione e risanamento ambientale. Cioè, una provincia che ha lavorato bene sinora, ha assolto la sua mission? Sicuramente no, non sono io a dirlo, lo dicono i dati.
la disoccupazione è aumentata, le aziende chiudono. Quanto poteva incidere la provincia? Beh, poteva incidere molto, investendo più in infrastrutture, in servizi sociali, in innovazione e tecnologia, soprattutto nelle aree di Ottana. Invece si è preferito ancora richiamare certi personaggi come Clivati, come Indorama, ancora investire su attività fallimentari come la Legler, eccetera. Quindi si poteva fare sicuramente meglio e pensiamo di poter fare sicuramente meglio noi. Bussa, l'IRS che cosa vuole fare per Nuoro? Ma, siamo soddisfatti di una campagna elettorale dove siamo riusciti a riportare la gente nelle piazze a parlare di politica. Abbiamo incontrato tanti cittadini, tante persone, tanti giovani, lo faremo ancora domani a Macomer e dopodomani a Nuoro per la chiusura. Ci fa un immenso piacere vedere che la gente sta riacquistando coraggio. Allora, acquistare coraggio significa fare anche scelte importanti e fare scelte importanti oggi significa scegliere IRS, perché siamo l'unica vera alternativa in questo momento. Tutti ci chiedono un cambiamento, è l'ora di cambiare, è il momento di dare una svolta definitiva, ma a noi stessi, per noi stessi e per i nostri figli. È un dovere, diciamo, morale e etico che abbiamo come sardi in questo momento di cambiare. Il voto del cambiamento è il voto utile dato a IRS. Io sono fiducioso che la gente questa volta avrà un coraggio immenso come ce l'ha avuto per 5.000 anni e voteranno IRS. Bore Bussa, i nostri... Cosa rimarrà? Rimarrà questo immenso sorriso che stiamo riportando in giro. Io peraltro vi ringrazio per questo clima finale, pensavo di chiudere con le scintille, invece... Dicevo, abbiamo riportato il sorriso nelle facce delle persone, quindi quando i sardi sono sempre stati, è sempre stato quello sardo una nazione allegra, fatta di gente felice, allora questa felicità penso che si tradurrà in azioni positive, in azioni concrete per ricostruire un nostro futuro che ci meritiamo come nazione.